Noi, grazie alla mission dei beni culturali, che è ovviamente la tutela, la valorizzazione e la fruizione, abbiamo fatto insieme, in maniera sinergica con la Marina e l'Esercito Italiano, abbiamo portato qui al Salinas la statua di Diana Cacciatrice. Siamo veramente contenti per il risultato, da quello che è nato dai rapporti interpersonali e soprattutto sotto il profilo istituzionale. Questa sinergia ci ha regalato e ha reso fruibile ai cittadini, ai turisti e alla Sicilia intera questa statua del secondo secolo d.C. Noi per il momento la teniamo qua nel cortile grande, nel chiostro grande, perché sarà restaurata, quindi sarà un recupero di restauro fatto, diciamo, in modo da essere visibile anche ai nostri visitatori, e poi verrà collocata al primo piano, dove già esiste una sezione borbonica che si riferisce appunto a tutte le donazioni che i sovrani borbonici fecero al Museo di Palermo, e al recupero di un'altra statua che stava la favorita, la Menade in basalto, che invece fu portata qui al Museo Nazionale intorno agli anni 20 o 30 del Novecento.